Finalmente siamo ripartiti dopo 3 anni di stop forzato a questa mostra della ciliegia. C'è anche il bel tempo, il sole che ci ha premiato e siamo qui per la ciliegia, per la quale Maser è conosciutissima oltre perché è la nostra villa, ma oltre alla ciliegia ieri abbiamo anche premiato il miglior olio dei nostri produttori di Maser. Noi Maser, quindi oltre alla ciliegia anche l'olio, ovviamente tutti anche i suoi vini e anche tante piccole produzioni locali insaccati soppressa. Maser già dal 2018 è stato anche il primo comune che ha ottenuto la certificazione DECO al prodotto ciliegia a livello provinciale, siamo stati i primi. Da tempo eravamo soci dell'Associazione Nazionale Città della Ciliegia, poi dal 2019 siamo soci anche dell'Associazione Nazionale dei Produttori di Olio e infine da poco, da qualche giorno, siamo anche sede della ripartita, ricostituita Strada del Vino Asolo Montello. Il modello Maser, mi fa piacere che anche nei comuni limitrofi, ma non solo, si parli del modello Maser, che vuol dire la collaborazione stretta, una rete veramente efficiente tra le associazioni, la Proloco, che io dico sempre è il braccio operativo dell'amministrazione comunale per la promozione del territorio, con eventi che abbiamo anche inventato durante la pandemia, quindi una mostra non più aperta al pubblico ma una mostra della ciliegia diffusa, mostra diffusa che c'è stata anche tra virgolette copiata dalla primavera del Prosecco, quando durante la pandemia non si potevano organizzare le solite tradizionali mostre. Cominciamo con oggi è la festa della ciliegia. La ciliegia è un frutto, quindi parliamo dell'agricoltura. E nell'agricoltura comanda il tempo, il raccolto lo decide il tempo e anche questa giornata l'ha deciso il tempo. Oggi è una giornata splendida e questo sole aiuta a festeggiare la ciliegia. Abbiamo il 2 giugno la mostra diffusa, il 4 giugno sempre mostra diffusa e l'11 giugno, quindi venite a Maser, andate a trovare tutti i produttori, andate a trovare le piccole produzioni locali, andate a trovare le cantine, a visitare le cantine. Il 2 giugno abbiamo Guarda e Gusta, grazie al lavoro del Comitato Festeggiamenti Madonna della Salute, e poi faremo un salto più avanti al 30 di giugno per Morlacco in Villa, quindi un mese tra maggio e giugno veramente ricco di eventi e ricco di attrazioni per quel che riguarda Maser. Contemporaneamente, dove la Proloco dà una mano, ma che è un intervento voluto dall'Associazione Nazionale Alpini, il 3 e il 4 di giugno abbiamo l'evento nazionale dedicato alla marcia, alla staffetta alpina. È stato proprio il lavoro a 2 mani tra amministrazione comunale e Proloco e questo ha messo in piedi un progetto che è la mostra diffusa. E questo ci ha permesso di tenere comunque un faro sulla ciliegia, nonostante le limitazioni che avevamo per il Covid, quindi niente mostra così importante in villa, ma una mostra diffusa, quindi tutto in sicurezza, e questo ci ha permesso comunque di rappresentare la ciliegia, di rappresentare Maser e di rendere ogni anno comunque continuare questo progetto sulla ciliegia.